17 gennaio 1991. Gli Stati Uniti, sotto l'egida dell'ONU e insieme a una coalizione di forze alleate, tra cui l'Italia, danno il via all'operazione Desert Storm, tempesta nel deserto, un intervento militare contro l'Iraq di Saddam Hussein che nell'estate del 1990 aveva invaso il vicino stato del Kuwait. L'Iraq, negli 8 anni di guerra contro l'Iran, aveva usufruito di enormi finanziamenti da parte del Kuwait e di conseguenza aveva accumulato un enorme debito nei suoi confronti. Saddam ne pretende la cancellazione e invia un ultimatum che l'emiro del Kuwait rifiuta. Il 2 agosto 1990 le truppe irachene invadono il piccolo paese confinante annettendolo al proprio territorio. La comunità internazionale reagisce immediatamente, approvando la risoluzione 661 dell'ONU che comprende delle sanzioni economiche. Ma Saddam Hussein, per nulla intimorito, comincia ad ammassare truppe al confine con l'Arabia Saudita, minacciando un'altra invasione. A questo punto gli Stati Uniti, che reputano la zona del Golfo Persico un proprio interesse vitale, intervengono con l'operazione Desert Shield, scudo del deserto, inviando ingenti truppe per rafforzare le difese ai confini. A novembre viene approvata una nuova risoluzione ONU che stabilisce per gennaio il termine entro il quale le truppe irachene devono lasciare il Kuwait. Allo scadere dell'ultimatum, Saddam Hussein non cede. Comincia così Desert Storm. Accanto alle forze militari della coalizione c'è un esercito di giornalisti, cameraman e reporter che raccontano per la prima volta la guerra in diretta 24 ore su 24. Alle 2:38 del mattino del 17 gennaio cominciano i primi bombardamenti su Baghdad. Nella notte successiva, tra il 17 e il 18 gennaio 1991, il tornado del maggiore Gianmarco Bellini e del capitano Maurizio Cocciolone viene abbattuto dalla contraerea irachena. Tutta canna. I motori sono buoni. 130 piedi, 120, vai così. I 2 piloti italiani risultano dispersi, finché il 20 gennaio la TV irachena diffonde un filmato in cui vengono interrogati alcuni prigionieri, tra cui il capitano Cocciolone. My name is Maurizio Cocciolone. Insieme al maggiore Bellini rimane nelle mani irachene per 47 giorni, fino alla fine delle ostilità. Dopo circa un mese di bombardamenti, gli alleati danno il via anche all'invasione di terra, sbaragliando facilmente le truppe irachene. Nel giro di pochi giorni il Kuwait viene liberato, ma nel ritirarsi i soldati iracheni incendiano oltre 900 pozzi petroliferi kuwaitiani. Le truppe della coalizione possono ora marciare su Baghdad, ma il presidente degli Stati Uniti George Bush accetta la resa di Saddam Hussein, che rimane saldamente al comando dell'Iraq.